Consiglio Comunale di Bassano rifiuta all'unanimità i profughi in città e all'unanimità nella seduta straordinaria di ieri sera è stato approvato un documento. Il Consiglio Comunale di Bassano rifiuta all'unanimità che vengano trasferiti in massa profughi, rifugiati e clandestini nel territorio del comune, in particolare nella caserma Montegrappa. E quanto si legge nel documento sottoscritto nella seduta consiliare straordinaria convocata ieri sera, per una volta tutti uniti per opporsi all'invio forzato dei disperati da Lampedusa nella città degli Alpini, un'eventualità paventata la settimana scorsa, subito smentita dallo stesso prefetto di Vicenza Melchiorre Fallica, anche se non al 100%. Nel documento approvato il Consiglio di Bassano rifiuta che azioni di così vasta e incalcolabile incidenza all'interno della propria comunità e del proprio territorio vengano imposte senza che siano state preventivamente concordate con il comune stesso. E tra le altre cose chiede che nell'ambito dell'applicazione del federalismo demaniale la caserma Montegrappa possa essere al più presto trasferita in proprietà al comune di Bassano. Tra i principali promotori del documento la Lega di Bassano. Si è voluta la forza della Lega, lo sprone della Lega per fare questo documento, un'amministrazione che a mio parere ha molto dormito in questi mesi, perché ricordiamoci che Bassano è stata la prima città nel Veneto a dirsi disponibile per l'accoglienza dei profughi e purtroppo secondo me la scelta anche di portare dei profughi a Bassano è anche per causa di alcune dichiarazioni che secondo me prima di farle bisognerebbe pensarci su.